Bella a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video del Mercato Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo primo video di giornata, primo video di lunedì, andremo a parlare di calciomercato. Allora, partiamo subito con una notizia riguardante il Milan. Piccola parentesi, mi vedete con questa maglietta estiva del Napoli del 25-26 dei portieri, non me l'avete mai vista addosso, non l'ho mai vista, non perché le altre magari si stavano lavando, però ho detto vabbè, cambiamo un poco, non mettiamo sempre le stesse e vabbè, e ho messo questa. Vabbè, partiamo col Milan. Allora, trattativa Milan-Fulkrug. Siamo alle fasi finali. Il Milan punta a far firmare il giocatore già dalla settimana prossima. No, la settimana prossima, già dal fine settimana, da diciamo venerdì sabato, cerca di far firmare il giocatore. Diciamo in settimana vuole far firmare il giocatore con un contratto di 6 mesi con 3 milioni di euro a stagione più opzione di 2 anni. Sì, viene riscattato perché è stato preso in prestito da diciamo a una cifra di 13-12 milioni di euro, 12-13 milioni di euro. Non mi assumo la responsabilità di dire già lì we go, però diciamo posso dire che siamo alle fasi finali, che il Milan vuole puntare a prenderlo entro settimana, entro il fine settimana. Poi passiamo a una notizia riguardante il Manchester City. Il Manchester City è determinato, non è una notizia che riguarda proprio il Manchester City, ma David Moyes che ha determinato a trattenere l'ala del Manchester City, Jack Grealish, anche dopo il suo prestito dal Manchester City. Che vuol dire? Che l'Everton spera vivamente di ingaggiare Jack Grealish da Manchester City per una cifra inferiore ai 50 milioni di sterline, concordati all'inizio della storia del calciomercato, scusate, che si è stabilito il prestito. Secondo me, vorrei dire un parere personale, che secondo me l'Everton a fine anno, a fine stagione ci riuscirà. Secondo me non è ufficiale che ci riesce, ma secondo me intorno ai 45, 46, 47 milioni di euro può diciamo riuscire ad acquistare il giocatore del ex City a meno di 50 milioni di euro. Poi abbiamo una notizia ufficiale, quindi here we go. Cioè Jeremy Arevallo, tu Stoccarda, passa dallo Stoccarda al Racing Santander per 7 milioni di euro più bonus. Quindi Jeremy Arevallo, to race Racing, here we go, con un contratto fino al 2030 il 2 di gennaio a gennaio, proprio a inizio gennaio, il giocatore farà le visite mediche per arrivare allo Stoccarda. Poi concludiamo con la Roma, con una notizia che riguarda la Roma, anzi ne abbiamo due, non una. Allora, la prima riguarda Joshua Zirkzee. Allora, la Roma si avvicina molto a Zirkzee. Sta avendo contatti molto costanti
parti vicine con lo United per l'acquisto di Zirkzee. Il club giallo-rosso vuole averlo il prima possibile. Giacomo Gasperini lo vuole a tutti i costi. Però anche se il Manchester United non ha ancora dato il via libera per l'attaccante. Però l'attaccante per la Roma è l'obiettivo principale, l'acquisto principale per il mercato invernale. La Roma sarebbe disposta a offrirgli uno stipendio di 4 milioni e mezzo, 5 per 3 anni. Poi la seconda notizia riguarda sempre la Roma, ve l'ho detto, che Roma e Raspadori. Raspadori che non sta trovando tanto spazio come sperava all'Atletico Madrid. Quindi sta valutando di acquistare, cioè, almeno andare in prestito in vista del mondiale in un altro club che gli garantisce minutaggio. La Roma, come diciamo, alternativa a Zirkzee vorrebbe Raspadori. Però diciamo si sta iniziando a sondare il terreno, non proprio a una trattativa avanzata. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!